Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato. E beh, dove siete? State andando in vacanza? Io so che questo è un weekend in cui molti saranno in movimento perché prossima settimana sarà proprio il Ferragosto e sono felice perché in Sicilia continuiamo a dare questo grande impulso, questo grande segno rispetto a quello che è finalmente una presa forte di coscienza, quello che noi tutti i giorni diciamo identità, qualità, provenienza, cercare di partire da noi ed è quello che poi è accaduto 4 mesi fa circa, quando abbiamo iniziato insieme ad ognuno di voi questo meraviglioso percorso, questa idea che è diventata concetto ed il concetto è diventato un vero e proprio stile di vita. Io ho il piacere tutte le mattine di aprire nel nostro consueto modo. Grazie 250.631 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora 250.631. Eh sì, perché proprio qualche giorno fa abbiamo insieme raggiunto questo grandissimo primo traguardo dei 250.000. Sono arrivati tanti messaggi, tanti abbracci, perché bisogna veramente ringraziare la meravigliosa squadra di lavoro di Io Compro Siciliano e bisogna ringraziare voi, gli artigiani, i professionisti, i consumatori, coloro che ogni giorno hanno veramente dato un grande valore a Io Compro Siciliano. Proprio per questo sono arrivati messaggi in cui si diceva perché non immaginiamo di fare un primo incontro per festeggiare insieme questo primo traguardo. Beh, questo si farà proprio giorno 12 di agosto, settimana prossima, giorno 12 che poi sarà il nostro ultimo appuntamento per quello che riguarda la parte live del mio live, poi andremo in vacanza per qualche giorno e ripartiamo dai primi di settembre sempre puntuali con Io Compro Siciliano Live, l'appuntamento delle 12. Ci sono tante sorprese proprio nei primi giorni di settembre, adesso ne parleremo, magari daremo qualche piccolo accenno anche con uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, che è Davide Morici. E oggi, tra l'altro, essendo l'ultimo mio weekend di trasmissione prima di andare in vacanza, sarà l'ultimo appuntamento con la rubrica Chiedimi pure. Sapete, al venerdì, a cura di Giuseppe Giorgianni, uno dei 3 fondatori, in cui si parla di sostegno alle imprese, suggerimenti, in genere ci sono tra l'altro appuntamenti internazionali con Giuseppe Giorgiani. Ieri infatti abbiamo avuto questo nostro ospite, un giovane di origini messinesi che vive a Bruxelles, il dottor Bebba, che ha dato il suo contributo professionale per dare un suggerimento poi a tutti i nostri amici e a tutte le nostre imprese. E oggi invece chiedimi pure, al sabato, sapete, a cura di Davide Morici, sempre uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano. Al sabato, essendo Davide Morici esperto di turismo, spettacolo, qualità dell'accoglienza, organizzazione di grandi eventi, partiremo un po' da questo progetto, il progetto Io Compro Siciliano, con un valore molto importante. Noi sempre di più ne parliamo con grande convinzione, ne parliamo con grande consapevolezza di quello che è il tema sociale. Beh, devo dire che oggi l'appuntamento ha veramente un grande valore sociale. Noi diciamo spesso Io Compro Siciliano è stata un po' un'occasione, è stato un po' un modo di prendere coscienza per poi invece dare risultati tangibili rispetto a quello che ognuno di noi ha messo nel proprio bagaglio. I 3 fondatori, Giuseppe Giorgiani, Davide Morici e Francesco Caravello, che cura, sapete, il nostro live delle 18
è uno dei 3 fondatori, ma anche presentatore di Aperitivo Social. Abbiamo voluto dare un volto alle aziende, abbiamo voluto raccontare tante storie, vogliamo raccontare tante storie come quella di oggi. Oggi abbiamo con noi ospite Nadia Lodato. Nadia ci racconterà una storia veramente molto bella, perché è vero, poi nella vita le cose accadono e diventano delle occasioni qualora cerchiamo di prenderne la parte positiva, la parte buona, quella che può essere un inizio di un qualcosa o ancora di più il migliorare un percorso che si è fatto fino a quel momento. E beh, oggi parleremo di occasione, il lavoro diventa un'occasione di riscatto. Eh sì, perché questo progetto che è Cotti in fragranza, se non li gusti non li puoi giudicare, è un progetto che nasce all'interno delle mura dell'Istituto Penitenziario Minorile Malaspina di Palermo e c'è veramente una storia molto 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 bella. Anche qui parliamo di prodotti del territorio, di prodotti naturali ed è anche di una startup innovativa perché ha saputo legare anche qui la tradizione all'innovazione. Beh, io sono proprio pronta, signori. Vorrei chiamare con me Davide Morici per la rubrica Chiedimi pure. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska e buongiorno a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. È un piacere sempre essere qua il sabato e portare avanti questa rubrica Chiedimi pure, anche se questo, come dicevi, è l'ultimo appuntamento, ma comunque è sempre un piacere esserci. È vero, è l'ultimo appuntamento appunto del weekend, noi andremo in onda fino al giorno 12, tra l'altro una giornata sarà una giornata speciale, dottor Morici, perché giorno 12 avremo questa occasione per condividere insieme un momento di festa, un momento che vedrà tra l'altro tante belle professionalità, perché sono magari quelle facce che abbiamo visto, perché noi diciamo sempre mettiamo la faccia ai prodotti, noi mettiamo la faccia a questo progetto, voi avete messo la faccia a questo progetto e quindi vedremo tante belle facce che sono stati presenti e che hanno dato tra l'altro un contributo notevole a Io Compro Siciliano. Prima di iniziare la nostra intervista però e quindi la nostra rubrica, vorrei iniziare con i saluti dei nostri amici che con affetto seguono i nostri live e quindi Franco Safina da Sambuca di Sicilia, buongiorno, c'era vista Franco, ciao grande Franco. Ida Stagnetta, 250.631 volte viva, Catiusca Palvo, vanno anche a te, non sono riuscita a leggere fino, vanno anche a te per via delle tue dirette, della voce alla Sicilia che ci piace, forza. Ida, a te è sempre un ringraziamento speciale perché Ida è una siciliana che vive in Belgio ed è una grande sostenitrice del progetto Io Compro Siciliano e soprattutto della nostra cultura, della nostra storia. Insomma, è veramente una grande amica, una grande presenza in Io Compro Siciliano. Ancora Dora Mirabello, l'amor e ringrazio tutti voi. Ciao Dora, ciao cara Dora. Ida Stagnetta dice ci mancherai Katiuska Palvo, ma sai Ida, poi abbiamo tante belle sorprese, anzi apro e chiudo parentesi perché abbiamo delle sorprese perché in realtà andremo in vacanza, però, non posso dirvi più in questo momento, però ci sono delle belle sorprese, quindi farò qualche incursione. Ancora Vincenzo Salamone dice ciao da Agrigento, ciao caro Vincenzo, abbiamo proprio settimana scorsa fatto dei collegamenti da Agrigento. Federico Marino, complimenti per tutto. E beh, è anche un saluto speciale a Federico, vogliamo farlo. Federico Marino è stato proprio
ospite questa settimana con noi, e Federico è il re del tabacco italiano, che è siciliano. Abbiamo delle piantagioni di tabacco meravigliose, abbiamo parlato di progetti incredibili, quindi grazie Federico, buon lavoro. Sei anche tu una grande eccellenza siciliana. E Faraone Palermo, il nostro carissimo amico che segue i nostri live, dice: buongiorno carissima, Bizzazza è sempre pronta al buonissimo umore e all'allegria energetica. Buongiorno anche a Davide, che è molto simpatico, vero? È un bravissimo ideatore del nostro bellissimo Io Compro siciliano. Grazie anche al Faraone Palermo. Beh, allora noi siamo proprio pronti. Davide Morici, io sono veramente ogni giorno, mi lascio cogliere, assorbire anche dalle grandi emozioni che vivo durante i nostri live, perché Io Compro siciliano in realtà nasce proprio da un'idea, poi è diventato un vero e proprio progetto imprenditoriale, però c'è qualcosa di veramente molto forte in Io Compro siciliano, e questo forse è la conferma dei 250.631 amici che ci seguono fino ad oggi, perché nel nostro progetto, mi inserisco anch'io per come ho sposato fortemente questo progetto, che diventa proprio uno stile di vita, c'è tanta motivazione, c'è tanta gentilezza, c'è tanto amore, c'è tanta passione, c'è veramente tanto tanto. C'è una mail, e da questa mail scritta da un nostro amico alla rubrica Chiedimi pure, e da questa mail vorrei partire. La gentilezza è un elemento per costruire relazioni efficaci fra le persone, anche nel mondo del lavoro. Assolutamente. Questa mail che è arrivato raccoglie gran parte del nostro progetto, perché come abbiamo sempre detto il nostro progetto è un progetto imprenditoriale, ma nell'imprenditoriale c'è tanto anche di sociale, e oggi l'uno aiuta l'altro, forse il sociale spinge l'imprenditoriale. Partendo da quella che è la nostra Costituzione, l'abbiamo detto più volte, è una startup innovativa ed è la prima SRL Benefit, in Italia ce ne sono 250 ed è la prima in Sicilia, ovvero è una società che ha l'imprenditoriale dentro, ma noi dobbiamo certificare anche il sociale, quindi tutte quelle azioni sociali, il fine sociale. Quindi noi da tanti punti di vista l'abbiamo toccato anche quando parliamo di Milano Urbano, quando parliamo di filosofie di vita, quando parliamo di gruppo, di squadra, spesso nei nostri messaggi mattutini scriviamo quei messaggi motivazionali legati al team, alla squadra. Ma partendo da questa mail, di fatto la gentilezza, sì, la gentilezza fa bene a noi, fa bene al mondo, fa bene alle imprese, ed è un senso alto, e sicuramente oggi ne abbiamo tanto bisogno, e noi l'abbiamo diffusa, abbiamo detto sin dall'inizio che abbiamo diffuso l'ottimismo consapevole, ma anche la scelta consapevole, in un momento in cui il mondo, e noi in primis vivevamo e ancora oggi siamo legati purtroppo a queste problematiche legate al coronavirus, ma il coronavirus ci ha stoppato e ci ha fatto anche riflettere che nella vita la gentilezza è veramente una scelta, cioè se viene data oggi la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, sicuramente noi crediamo che è meglio essere gentile. Questo non è sempre di solito il percorso più facile, perché la nostra mente è sempre più attenzionata a quello che sono le notizie negative. Lo vediamo, ci arrivano da tutte le parti, siamo bombardati da notizie negative, da questi stimoli negativi, quindi le crisi ambientali, le problematiche dei migranti, il Covid, il coronavirus, e quindi proprio in questo tutti, ma ancor più le persone più fragili, faticano proprio a trovare l'equilibrio. Quindi la gentilezza è invece attivata da quello che sappiamo è una forza, l'empatia, il che significa che non solo dobbiamo capire le emozioni degli altri, ma anche vedere la realtà come le vedono gli altri, quindi dobbiamo essere connessi, e noi di connessioni ne parliamo continuamente, parliamo di squadra, noi siamo un team che oggi all'interno di Io Compro Siciliano raggruppa 22 persone, ma siamo un team che ai fini di forze
abbiamo una forza immensa, sicuramente nei prossimi mesi, anche a seguito della progettualità che abbiamo messo in campo, stiamo sempre più strutturando e quindi nei prossimi mesi aumenteremo. Un team dove alla base tra di noi c'è quel valore che è il valore appunto della gentilezza, quindi la gentilezza non è un lusso, o perlomeno dobbiamo portarla avanti come se fosse un lusso, e non solo nelle grandi occasioni, ma piuttosto nelle occasioni di vita quotidiana. Andiamo alle imprese, all'interno delle imprese, se si lavora in un ambiente gentile, sicuramente l'impresa rende di più. Ieri abbiamo avuto un ospite che ha parlato di lavorare nella diversità di figure e di uomini e di risorse umane che provenienti da varie estrazioni, ognuno con il proprio bagaglio, ognuno con la propria esperienza, e per poterla portare a frutto affinché anche ai fini di impresa si ottenga il massimo, ogni risorsa umana deve essere sereno, e per essere sereno deve vivere in un ambiente di gentilezza, e noi questa gentilezza la vogliamo diffondere nella nostra terra, la vogliamo diffondere nel nostro quotidiano, vogliamo creare sviluppo e portare avanti lo sviluppo nella gentilezza, anche perché se diffondiamo gentilezza, l'uomo che non è gentile, perché molte volte la gentilezza ce l'hai dentro, come dire, ci nasci, ce l'hai innata, c'è gente invece che non ce l'ha per tante condizioni, fa parte anche a volte di quel percorso di vita che non ci porta ad essere gentili per quello che viviamo, ma quando ci ritroviamo a contatto con persone gentili, quindi se siamo 10 e 7 siamo gentili e 3 non siamo gentili, ma poi alla fine ci ritroviamo a essere tutti gentili. È un grande valore che vogliamo dare a questa parola della gentilezza, e prendiamo spunto proprio dalla mail, ma è il valore che vogliamo dare al progetto sociale di Io Compro Siciliano. Lo abbiamo scritto nel nostro format, nel nostro statuto, nella nostra realtà imprenditoriale, nella società Benefit, e lo porteremo avanti, dove quando parliamo di sociale parliamo di riqualificazione di territori, ne abbiamo parlato anche sabato scorso, quanto è importante riqualificare borghi e borgate, e quindi nella riqualificazione poi si riqualifica il contesto di quel territorio, ma molto importante è riqualificare quello che è la risorsa in assoluto più grande e che non si esaurirà mai, che è l'uomo, l'essere umano, che può solo reinventarsi, ma assolutamente noi crediamo nel valore sociale dell'essere umano e nel valore della squadra e nel valore dei progetti sociali. Attraverso questo vogliamo creare incubatori di impresa, vogliamo essere incubatori di impresa e portare sviluppo nella nostra terra. Quindi non smettiamo mai di essere gentili. E io devo dire che abbiamo la certezza, perché questo lo viviamo tutti i giorni, di avere con noi 250.631 amici siciliani che con grande gentilezza hanno veramente accolto quello che è questo grande messaggio di cui adesso stiamo parlando. Dottor Morici, ci sono altri messaggi che vorrei. C'è innanzitutto Federico Marino che dice viva la Sicilia e complimenti per tutto, e Mariano Carbonetti. Io qui vorrei fermarmi un attimo su Mariano Carbonetti, ma anche su altre bellissime figure che noi abbiamo avuto e grandi professionalità che abbiamo avuto nei nostri live, come figure importanti che hanno voluto raccontare la loro storia professionale. E io vorrei fare un saluto speciale ad alcuni chef che hanno sempre, diciamo, sono stati al nostro fianco, li abbiamo spesso visti anche nei live con Francesco Caravello, perché hanno davvero sposato tutto quello che lei adesso diceva, hanno sposato proprio l'idea di portare avanti con grande disponibilità, gentilezza e amore quello che è questo messaggio, mettendosi a disposizione. Noi avremo in questa festa del 12 anche la possibilità finalmente di poter condividere un momento sociale con grandi chef, Mariano Carbonetti, Salvo Renda, lo chef Montemaggiore, altri se ne stanno aggiungendo, perché sarà veramente una piacevole condivisione in tutta gentilezza, se vogliamo essere e vogliamo rimanere in tema. Leggo questo messaggio di Mariano. Ciao chef, grandissime parole del dottor Morici. La gentilezza apre la strada della vita sociale e delle relazioni tra gli uomini tutti.
onesti, essere gentili non costa nulla. Ciao chef, grazie sempre. Bene, c'è anche Francesco Caravello, ma buongiorno Ciccio, oggi tra l'altro ci sarà l'appuntamento di aperitivo social e sarà il suo ultimo appuntamento prima delle vacanze, poi anche con Francesco, anche con Ciccio qualche giorno di pausa e ripartiamo a settembre più carichi di prima. C'è Ida Stagnetta che dice: sono d'accordo con te Davide, ho imparato che puoi quasi sempre vedere il lato positivo delle cose a patto che ci si dedichi a farlo. Certamente è importante poi l'impegno e il valore. C'è la filanda, giusto, bravo e condiviso. Come sempre il ringraziamento. C'è il Faraone Palermo che dice: per poter realizzare un desiderio oppure un sogno bisogna avere un valore imperdibile che si chiama umanità, cioè gentilezza, semplicità e niente presunzione. Questo è il motto di come sono. La semplicità e la grandezza è intelligenza, la presunzione invece è arroganza inutile, ed è proprio così. Per crescere bisogna essere sempre gentili e modesti. Davide, noi oggi abbiamo con noi, e forse questo tema della gentilezza, ma anche quello delle occasioni, il lavoro, parleremo del mondo del lavoro come occasione di riscatto, perché sì, poi nella vita accadono determinate cose che devono essere proprio colte come occasione. Abbiamo con noi una specialissima ospite, lei si chiama Nadia Lodato. Lei preferisce sempre, è molto timida, preferisce sempre rimanere dietro le quinte, però oggi siamo riusciti a trascinarla qui con noi perché parleremo di una storia che ha tanto amore dentro. È una storia, si chiama Cotti in fragranza. Se non li gusti non li puoi giudicare, giustamente, ed è una storia che si svolge all'interno delle mura dell'Istituto Penitenziario Minorile Malaspina di Palermo. Eh sì, perché lei ha voluto far recupero, e non solo il recupero sociale, ma anche il recupero dell'essenza dei nostri prodotti, di quei prodotti a chilometro zero che, come sappiamo, ci raccontano il territorio e fanno rete e diventano aziende, diventano start-up innovative, diventano esempio. Noi da questo vogliamo proprio partire. Signori, siamo felici di avere con noi Nadia Lodato. Salve, ciao a tutti. Ma buongiorno, ciao Nadia. Benvenuta, Buongiorno. Beh, allora, portare Nadia in live con noi non è stato assolutamente semplice, perché, come vi dicevo poc'anzi, a lei piace sempre lavorare dietro, nel senso che anche in quello che è stata, se avete visto, la fotografia che abbiamo pubblicato oggi nel nostro post, lei ha preferito una fotografia d'insieme. Eh sì, perché insieme continua a essere ancora una parola chiave. Insieme si può, insieme si riparte, insieme si può fare tanto di più. Bene Nadia, io vorrei insieme a te cominciare a parlare di questa meravigliosa storia di Cotti in fragranza. Allora, Cotti in fragranza è il marchio sociale di una cooperativa, di una giovane cooperativa, che è la cooperativa Rigenerazioni Onlus, che decide, dietro la spinta di un direttore illuminato nel 2016, Michelangelo Capitano, di aprire un'impresa sociale all'interno delle carceri minorile di Palermo. Ci definiscono startup innovativa, impresa sociale, ma la nostra innovatività non sta tanto nel fatto che siamo dentro un carcere, il carcere minorile della città di Palermo, ma sta nell'approccio e nella modalità, nelle strategie con cui abbiamo lavorato. Noi abbiamo preferito lavorare
formandoci come un'intelligenza collettiva, in modo tale che tutti avessero dignità di parola e di espressione. Io e la mia socia, l'altra coordinatrice del progetto che è Lucia Lauro, provenivamo da esperienze molto diverse e nessuna di noi aveva, per fortuna, dico adesso, fatto impresa. Questa è stata l'occasione per poterci formare in assetto collettivo, quindi abbiamo invitato esperti di marketing e comunicazione, esperti commerciali, esperti anche di packaging che all'interno del carcere hanno dato lezioni al gruppo, quindi dal nome dei biscotti, alla forma dei biscotti, allo slogan, a cosa deve essere rappresentato anche sui biscotti, sul pacco di biscotti, è stato il frutto di decisioni prese all'unanimità, unanimità che non è sempre stata così pacifica, no? Perché è difficile da raggiungere, ma sicuramente l'espressione di quel noi che non è appunto individualismo, non può più essere individualismo, deve essere appunto espressione di una pluralità di persone, pluralità di provenienze, di caratteri e di esperienze umane e personali. Ed è questo che anche adesso fa la nostra forza. Senti Nadia, innanzitutto ci sono dei saluti che vorrei porgerti. C'è John Blandi è un nostro amico siciliano, vive a New York, segue con grande affetto e slancio quello che è il progetto di Io Compro Siciliano e dice proprio benvenuta Nadia. Ancora Tania Morici, buongiorno a tutti voi. John appunto dà il benvenuto a tutti ed augura a tutti quanti un buon weekend. Nadia, abbiamo aperto questo live quest'oggi parlando con Davide Morici di quella che poi è l'importanza della gentilezza, di quello che poi è importanza nelle aziende, a maggior ragione quando si vive con grande consapevolezza l'aspetto sociale. Il vostro è un progetto che vive quello che poi è proprio il lavoro come recupero sociale e poi come un'occasione di riscatto. Sì, noi diciamo siamo dentro Io Compro Siciliano perché intanto facciamo prodotti siciliani che sono biscotti d'alta eccellenza, dietro c'è l'idea di ricette di un grandissimo chef siciliano che è Giovanni Catalano, tutte materie prime di eccellenza, dai grani antichi al mandarino biologico, quindi un'attenzione alla cura e ovviamente alla filiera etica del prodotto. La gentilezza è un aspetto importante perché ci dà la possibilità di essere sempre in un assetto di ascolto reciproco e di apprendimento reciproco. La gentilezza dà spazio a questo in un mondo di frastuoni e caos e in un sistema come quello del carcere molto complesso che a volte dà poco spazio a questo. Attraverso la capacità di ascolto recuperiamo le identità individuali dei nostri ragazzi e di noi stessi, perché noi stessi siamo dentro un processo trasformativo, siamo tutti dentro questo processo di personale che poi diventa anche ovviamente imprenditoriale, perché il lavoro dà la possibilità di riscatto vero, di riscatto reale ed è per questo che noi siamo partiti dentro il carcere minorile di Palermo ed è la nostra casa madre, il nostro punto fermo da cui sempre partiamo, ma abbiamo anche aperto un secondo nucleo operativo all'interno di un bellissimo spazio che è un'ex infermeria dei Cappuccini, Casa San Francesco del 1600, dove abbiamo realizzato il secondo nucleo operativo che è deputato alla produzione di cibo fresco su commissione, quindi sempre con prodotti assolutamente siciliani. Siamo dentro Slow Food anche per questo motivo, per l'attenzione alla territorialità e alla biodiversità. Facciamo catering per eventi, ma è la cucina di un bistrò all'aperto dentro il chiostro di questo spazio che si chiama Al Fresco Bistrò, proprio per poter consentire ai ragazzi, una volta che hanno finito la pena detentiva, di poter continuare a lavorare in uno spazio altro che fosse appunto fuori dal carcere, per permettere loro di continuare, diciamo, ad arricchire la loro identità
dimenticando un po' gli stigmi del passato e i pregiudizi pesanti che derivano anche da percorsi abbastanza individuali, abbastanza complicati. Non è la timidezza, diciamo, il fatto, io non sono una persona timida, ma è importante rappresentare il multiplo che delle esperienze arriva. Il coaching in fragranza è stato possibile realizzarlo attraverso la forza del gruppo. Ed è per questo, sì. Ci sono tantissimi complimenti che stanno piovendo per te. Ce n'è uno che arriva da Ida Stagnetta. Ida, come dicevo poc'anzi, è una grande appassionata del progetto Io Compro Siciliano, vive in Belgio e dice: complimenti a Nadia, un modo molto nobile quello di fare inserzione sociale creando un legame profondo con i prodotti locali. Un modo di ridare radici e giusti valori a questi ragazzi, un esempio da diffondere su tutto il territorio. Grazie Ida per questo messaggio. C'è Chiara Seidita che scrive, ringrazio tra l'altro Chiara, partecipa spesso ai nostri live. Buongiorno Katiuska e complimenti per le belle parole legate alla gentilezza, valore che oggi voi state portando avanti. Complimenti perché state unendo tutta la Sicilia nel valore del rispetto, della legalità e della gentilezza. Sono certa che tutto questo si trasformerà in sviluppo. Bravi, grazie, grazie Chiara. Nadia, c'è Mariano Carbonetti che dice buongiorno alla signora Lodato, volevo condividere una bellissima esperienza fatta con i ragazzi del Malaspina, un corso che ho fatto da docente di gastronomia siciliana. Ma da allievo ho appreso tantissimo, condividendo sorrisi, gioie, emozioni che con i ragazzi sono stati con i ragazzi che sono costretti a ben altre cose. Stupendo riuscire a fare il bene in queste difficilissime realtà. Grazie chef, grazie chef sempre per i tuoi messaggi. Senti Nadia, io vorrei prima di concludere la nostra intervista, tu poc'anzi dicevi, e così come lo abbiamo letto adesso con le parole dello chef Carbonetti, abbiamo letto anche prima il messaggio di Ida Stagnetta che diceva noi poi alla fine, voi state portando avanti questo progetto, anche il lavoro diventa un'occasione di riscatto, ma poi state partendo, e questo è un grande valore, state partendo da quelli che sono valorizzare quello che poi noi raccontiamo attraverso i nostri prodotti, perché tutti, e mi piacerebbe che tu ne citassi alcuni, sono tutti prodotti naturali, sono tutti prodotti del territorio, sono tutti prodotti a chilometro zero che danno ancora di più valenza a questo progetto. Sì, allora intanto ci sono le materie prime dei nostri biscotti, intanto la farina di grano antico Maiorca biologica di Castelvetrano, abbiamo il mandarino biologico, il mandarino tardivo, perché abbiamo tre biscotti che sono agli agrumi. Abbiamo il buonicuore, che è quello al mandarino tardivo di Ciapulli, il parrapicca, che è limone e zenzero, e il coccitacca, che è cioccolato di Modica da una cooperativa a Chezzal e arancia. Poi abbiamo i biscotti salati, che d'estate diciamo vanno molto per accompagnare le birre artigianali locali. Ho fatto proprio con sale, leggevo, aiutami, leggevo questa mattina questo qui, i biscotti salati, ce ne sono alcuni veramente. Ce ne sono di due tipologie. Abbiamo quello all'olio extravergine di oliva e timo, e l'altro è al caciocavallo ed erbe aromatiche. Sì. Poi abbiamo i mammucci sono fantastici pure perché diciamo, evitano il senso di colpa perché sono senza burro, latte e uova e sono al pistacchio e alle mandorle. Poi abbiamo gli Yubi. Gli Yubi sono dei cioccolatini fatti sempre con cioccolato di Modica, sono stati ideati da un mio collega. Yubi in rumeno significa amorino, tesorino, ed è stato fatto in realtà per San Valentino,
ma sono andati talmente bene che ormai li produciamo sempre. Poi abbiamo i biscotti che facciamo per conto terzi di Libera, con i prodotti di Libera Terra. In più, ovviamente, dentro il bistrò abbiamo tantissimi presidi slow food siciliani. Quindi è importante quello ed è un percorso, questo di slow food, che abbiamo voluto fortemente, curato proprio per il motivo di cui ti parlavo prima, perché bisogna raccontare ai nostri ragazzi e a noi stessi che possiamo ambire all'eccellenza rispettando la natura e la territorialità. Ed è per questo, diciamo, che utilizziamo i nostri prodotti, perché dietro c'è il chilometro zero, c'è la filiera etica, e attraverso questo raccontiamo noi stessi rispettando quello che abbiamo attorno, ed è importante perché ovviamente il nostro è un'impresa sociale, quindi educativa in qualche modo. Nadia Lodato, Davide Morici dice adesso, rispettando i grandi valori etici, rispettando il territorio, rispettando tutto ciò che noi abbiamo attorno. Davide, in realtà questo è sempre stato quello che da veramente primissimi giorni si diceva quando in periodo assolutamente di chiusura noi parlavamo partiamo da noi. Voi dicevate partiamo da noi. Assolutamente, come sappiamo tutti, le parole sono qualità, identità e provenienza. La qualità di un prodotto, la qualità di chi lo fa, la qualità di come lo si fa, la qualità del chilometro zero, la qualità del bio, la qualità nostra, di noi siciliani, la qualità in generale è l'elemento fondamentale, la qualità e gentilezza. Quindi anche noi abbiamo sposato un protocollo di intenti con Slow Food Sicilia, come abbiamo detto più volte, e quindi ci ritroviamo in quello che Nadia, nella filosofia che Nadia porta avanti con i suoi progetti e col progetto di Cotti in Fragranza. Mi piace dire che parlavamo di gentilezza, ormai oggi è la parola nostra, ma mi piace dire che noi diventeremo, voglio sempre più che noi mandiamo avanti questo messaggio della gentilezza, quindi diventare ambasciatori della gentilezza. Quindi io compro siciliano è proprio un ambasciatore della gentilezza. Siamo riusciti a fare squadre in una terra dove il siciliano si sa, detto alla siciliana, né fa e né lascia fare, ma sempre un po' individualismo, sempre che guarda a se stesso, non propenso a condividere, quindi soltanto io, e non io con te o io con l'altro. Quindi questo è un po' quello che viviamo, anche grazie a quello purtroppo che succede nel mondo, ma dobbiamo combattere queste logiche. Io compro siciliano oggi rappresenta questa vittoria, 250.000 utenti, ma tutto quello che c'è dentro e dietro è quello che sta arrivando, è quello che arriverà perché lo stiamo strutturando. Questo è proprio la dimostrazione che insieme si può creare sviluppo, l'importante è che siamo sempre gentili. E devo dire che 250.631 amici lo dimostrano quotidianamente. Bene, noi siamo proprio arrivati a chiusura. Se c'è ancora qualche messaggio, magari mi piacerebbe poterlo mandare in onda. C'è il Faraone Palermo che dice: anche qui Nadia è un bel esempio di semplicità e di preferire dietro le quinte, non perché non è capace in diretta, ma semplicemente di un pezzo di personalità. Assolutamente, ci mancherebbe. Lei tra l'altro proprio prima lo diceva questo. Ida Stagnetta dice: io compro siciliano, vettore di valore umano, onorata di sostenere questo vostro progetto. Grazie, noi ringraziamo a te Ida, grazie sempre. Non io più forte di te, ma io più forte con te, ed è vero, insieme, è vero. Bene signori, noi a questo punto dobbiamo chiudere questo appuntamento di oggi. Io sono stata veramente tanto felice ed onorata di avere con noi questo grande personaggio che è Nadia Lodato. Nadia, ti ringrazio, continua a lavorare così, continuate a lavorare così, perché porteremo il sorriso fra tanti ragazzi e soprattutto daremo tanto buon esempio
che è l'esempio di portare avanti quello che è un rigore che deve essere per noi, per la nostra persona, per chi ci circonda, e questo penso che sia il messaggio più grande che bisogna trasmettere a partire proprio dai bambini, dai ragazzi, e lo diciamo sempre a tutti. Grazie per il tuo lavoro, volevo dire e ricordare cotti in fragranza, se non li gusti, non li puoi giudicare, meravigliosi. E sono buonissimi, i nostri biscotti. Io confermo, grazie. confermo perché li ho provati assolutamente buoni, buonissimi, buonissimi. E poi hanno un valore anche diverso, proprio il fattore sociale forse gli dà, no forse, sicuramente gli dà anche un gusto assolutamente unico. Sì, ma sai Davide, la gente che non lo sa, comunque li compra, poi raccontiamo il progetto sociale ed è sgomenta da questo fatto, no? Quindi le due cose insieme, l'eccellenza, la qualità e il valore sociale, penso che siano importanti entrambe da raccontare. Sicuramente, infatti. Combinazione perfetta. Io volevo ringraziare Davide Morici. Davide Morici oggi è l'ultima rubrica prima delle vacanze, l'ultima rubrica Chiedimi pure prima delle vacanze. Ci si ferma qualche giorno, ripartiamo da settembre con grandi progetti. Giorno 12 avremo questa grande festa, ahimè, da vivere per quello che riguarda fisicamente in sicurezza, per cui con un numero di presenze limitate, ma avremo dirette social che ci permetteranno veramente di, come sempre, vivere insieme agli amici che ci seguono questo momento di festa, ma soprattutto di condivisione. Grazie Davide Morici. Grazie a te. Diciamo un'informazione tecnica che voglio dare è che, come hai detto tu, il 12 sarà l'ultimo giorno di Io Compro Siciliano Live, ma ogni giorno alle 12 fino alla ripresa del 2 settembre verrà mandato Io Compro Siciliano Live il meglio, cioè ovvero verranno rimandate le migliori puntate, le migliori, alcune delle puntate, perché dal 13 aprile che noi andiamo ogni giorno in diretta con Katiuska Falva e Francesco il pomeriggio ad Aperitivo Social. Quindi sicuramente Io Compro Siciliano, diciamo vacanze, ma noi la vacanza la viviamo nella gentilezza, nel fare quello che stiamo facendo, ci stiamo divertendo tutti insieme, e questo è un valore che anche ad agosto vivremo in vacanza, ma saremo in contatto, e poi ci saranno tante novità che ad agosto conoscerete e vedrete. Detto questo, io ringrazio, lo faccio anche io personalmente, a Nadia per essere stata con noi. Con Nadia abbiamo tante connessioni che sicuramente metteremo in campo, e quindi al di là dei complimenti che faccio per l'attività che svolge e per la professionalità, perché lei da tanti anni ormai è un'esperta di questo mondo sociale e delle dinamiche, ma sicuramente troveremo attività da sviluppare e connessioni da mettere in campo. Con il nostro marchio Io Compro Siciliano, sempre che ci portiamo dietro. Siamo gentili, continuiamo a essere gentili e ci ritroveremo a lavorare meglio, in squadra, da soli, per strada e ovunque. No, scusate, adesso siate gentili, dico siate gentili, potreste per favore avvicinarmi alle camere? Avvicinatevi, siate gentili, per favore. Nadia, vieni avanti. Allora, vi dico... Adesso faccio la timida. No, allora, innanzitutto do a tutti gli amici appuntamento alle 18 con Aperitivo Social, perché abbiamo l'ultimo appuntamento prima delle vacanze con Francesco. E quindi intanto con me ci si vede puntuali lunedì alle 12, mi raccomando, puntualissimi, ma siate gentili, potreste per favore ripetere con me? Io compro siciliano. Questa è la Sicilia che ci piace. Grazie per essere stati con noi, grazie Nadia Lodato, grazie a tutti gli amici che ci seguono, grazie Davide Morici. Ci vediamo con me, mi raccomando, lunedì alle 12. Ciao! Okay.